Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 25 del Girone A di Serie C2 che vede scendere in campo Futsal Emilia, padroni di casa, e Palermo Futsal Club, anche probabilmente proiettato su quello che sarà il futuro della prossima stagione. Inizia anche il match dunque con il primo tocco di La Fiura verso Chinnici e Sujan. La Fiura si inserisce su Gian, tacco di ritorno, La Fiora, Renicella, ecco la prima parata, ma che palla di Sujan. Poi Sujan, mezzo a due, Chinnici ancora spazza male, palla che rimane lì, Naccari, la tiene, può calciare Naccari, Calè, poi Pera ancora Pera, e la sblocca, Pera fa 1-0. Va Naccari dunque a battere, battuta corta, Parisi, Guglielmini, gioca Cali ancora, ed è 2-0 Miri. Fiorentino, salta l'uomo, Fiorentino, palo, si è acceso Emanuele Fiorentino, becca subito il palo. Sciacca, libera Guglielmini, ancora è veloce, Guglielmini, e fa il terzo con la punta, e fa il terzo, 3-0. Finicella, un 3 contro 1, Sciacca ancora! E segna ancora Sciacca, fa 4-0. Fiorentino, La Fiura ancora, Gennaro dentro per Farina, se lo divora, palla che rimane lì, Franco ancora Farina, poi c'è Mitaro, Parisi può calciare verso la porta, non la trova. Parisi, La Fiura ancora, Gennaro va giù, qui forse ci sarà il fallo, si continua, Franco! Gol di Nazareno Franco, 4-1, è rimasto giù Gennaro, forse c'era il fallo. Come poi Gennaro ancora, Franco, flipper, Renicella. Si cerca uno spiraglio, non c'è nulla, lo difende benissimo la squadra di Mister Gritto, poi palla che passa Franco, Gennaro! E adesso passa il pallone, lo passa Franco, lo segna Gennaro e fa 4-2. Ma Gennaro invece lascia alla Fiura che calcia Renicella, poi La Fiura ancora, palla che passa e Paresi sulla linea. La Fiura dentro Gennaro di prima, Gennaro ancora, Gennaro! Passaggio perfetto di Franco ancora, 4-3. Oggi 2 gol, una gran bella partita in generale. Chinnici, Vivarelli può calciare col senso palo, Renicella! E poi Gennaro! La tripletta personale! La conclusione perfetta di Vivarelli, perché arriva il pareggio di Gennaro, 4-4. La conclusione veramente per pochissimo. Sciacca, Chinnici ruba la palla, Gennaro può calciare, allarga, Chinnici ancora salta l'uomo, Chinnici dentro, Gennaro! E 4-5, il Palermo Futsal Club non vuole mollare e lo dimostra con il poker di Gennaro che si riprende i suoi compagni, si riprende la maglia del Palermo Futsal Club. 4-5. Conosceta, però era molto vicino San Martino, fa una bella mano su Sciacca, poi fallo. Naccari, potentissimo, però respinge San Martino, poi Ciara Mitaro. Poi Naccari! Però tutti il controtempo, soprattutto San Martino, ed è 5-5. La ripresa Naccari, che esulta con i compagni. Su Gian. La Fiura, Franco mette dentro Gennaro, aggancia, Gennaro! Ancora Gennaro! Ne fa 5 da Gennaro, 5-6. Sciacca potrebbe cercare la conclusione, non lo fa, Parisi lo fa adesso, finta, va sull'interno, Parisi! San Martino! Che cosa ha parato Giovanni San Martino? Un gol che ha fatto qui in questo campo in coppa, perché dice pressione altissima, non c'è nulla e va bene così! Il Palermo Futsal Club vince nonostante il grandissimo svantaggio con il risultato di 5-6 e continua il sogno della formazione di Mister Gentile, continua almeno per un'altra settimana.